il Belgio, il Brasile, il Canada, la Germania, l'Olanda, Perù, l'Argentina, Spagna, la Svizzera. Adesso è una delegazione più numerosa che è quella italiana. Un saluto al nostro assessore regionale al lavoro e all'immigrazione Franco Manca, che ha voluto questa importante iniziativa, che come sapete è la prima iniziativa nella storia dell'immigrazione che ha questo carattere di impegno non solo dal punto di vista di risorse, ma impegno nella presenza dei giovani, impegno di 4 giorni assidui di duro lavoro. Quindi un ringraziamento perché i dirigenti dell'assessorato, che sono la Salvatore Riccardi, che è il direttore del servizio, e tante altre personalità, e in più ci accompagneranno in queste giornate il professor Salvatore Riccardi e il professor Alberto Moro. Sono Felice, sono sardesco, sono tedesco, sono in Germania. Sono nato in Germania, sono cresciuto anche in Sardegna, sardo, tedesco. Ma sono sarda. Ciao, Andrea Dente, e ho papà sardo e mamma sardo. Vengo dal circolo culturale Robudor di Pavia, dico una cosa seria, rispondo. 5 anni e mezzo fa ho preso la valigia e Io mi chiamo Giuseppe Ugo, sono papà sardo, sono nato in Piemonte io. Sono Luca, mio padre è siciliano, allora possiamo dire ho una tripla identità sarda, siciliana e australiana. mia nonna materna era sarda, da Tamara. Io mi chiamo Leonardo Silvestri, io sono nipote nonna sarda a Milano, a Cagliari, partecipo al circolo sardo di Rosario in Argentina. Cosa vuol dire essere sardo? I gnocchetti, le steada, il mirto, Il mantenimento della lingua. le spiagge, Torre delle Stelle, di Cassimiu. Sono appassionata da Di Buenos Aires. Ciao, l'Associazione Italiana Sardegna. Ciao, sono Maria José. Che immagine si ha della Sardegna nel contesto e nel vostro territorio? Hardworking and ambitious, and then as the underdog, always small, fighting to be bigger than us. Anche adesso ci sono le launetta, non c'è niente di scritto, è tutta una cosa, è tutta una reinterpretazione personale di chi la insegna e di chi la impara. C'è anche un concetto legato alla differenza. Pratico, ma anche l'approccio mentale. Quindi le nuove generazioni dovranno sapere una nuova mentalità e quella mentalità sarà effettivamente quella che darà poi alla Sardegna una nuova rivincita. Se il tema ci suona bene, specialmente se parliamo del futuro, sia energia sia altri argomenti, non dobbiamo avere paura di affrontare tali argomenti, infatti li dobbiamo spingere noi stessi. Il fatto che la regione e che le federazioni degli emigrati sardi nel mondo abbiano deciso di convocare i propri giovani qui significa che probabilmente ci sono scelte da fare, perché passiamo dalla fase rivendicativa alla fase propositiva. E il punto di partenza di questo incontro, credo, sono quelli di ripensare, di garantire un processo che consenta alle federazioni la convinzione a tracciare un percorso, una fase di transizione che possa consegnare un nuovo modello organizzativo. Non ho capito. Va bene. Ok, allora abbiamo Giancarlo Palermo alla destra del padre, qui Alessandra Polo, Walter Jones, Vittorio Bacci, Serafina Magia, c'è Giorgia Ulu, Domenico Usai, c'è Alberto Caschi, Ian Lai, Flavia Marturano, all'estrema destra, ma solo dal punto di vista logistico, Simone Pisano e Paolo Cicalò. Le idee possono venire anche da voi, avete bisogno anche di qualche un po' dare festa all'Italia nuova, Sicuramente abbiamo bisogno di quello che già abbiamo ma che non siamo ancora in grado di
Svizzera, Germania, Francia, io vivo in Svizzera da 42 anni. Certamente i giovani devono lavorare. L'altro aspetto però è la burocrazia. Non uscivo, difficile se noi lo vogliamo fare difficile, sarà facile se lo vogliamo fare facile. Allora che fare con i circoli? Come continuare con la gioventù? Ma io credo che i punti di contatto siano proprio giovani. Nel nostro caso la distanza, quindi noi stiamo cercando di accorciare queste distanze, abbiamo fatto una pagina Facebook secondo me quello che è venuto fuori molto bene da queste giornate, soprattutto ieri nel confronto, è che siamo molto diversi a seconda appunto di quale generazione di discendenza sono Yeah.